Buongiorno, oggi è lunedì, quindi nuovo weekly vlog. Mi sono alzata da poco, si vede. Niente, adesso mi faccio la merenda, sto dicendo, la colazione e sono un po' più abbronzata, no? Madonna, io vedo, ma voi non lo so. Comunque, oggi c'è il sole, ma è molto molto velato. Dopo questo pezzettino di video vi lascio due mini video di ieri e qualche foto e poi ci rivediamo con il weekly vlog. Ciao, siamo in Malga Ciauta, 1552 metri sul livello del mare, c'è caldissimo, siamo qui al sole e intanto abbiamo fatto pausa pranzo perché adesso è ora. C'è veramente tanta neve, almeno 1 metro di neve, almeno. E quindi niente, qui c'è il monte Antelao e questa è la neve che è caduta dal tetto, che è ancora collegata al tetto. Sono con il mio Pepe qui dai miei, ma è sceso, poi ha visto le gatte, quelle qui, e quindi è tornato in macchina subito. Sa che la macchina ha la sua salvezza. Vero Pepe? A lui piace stare qua. Piace anche per il veterinario. L'ultima volta ho fatto così, l'ho lasciato nella macchina con la sua pettorina perché nel trasportino diventa deficiente, poretto. Cioè si fa proprio male, quindi ho adottato questo sistema, si era addirittura messo a dormire, quindi. Bebè. Pepe. Eccomi qua. Mi vedete un pochino abbattuta perché mi è successa una cosa brutta. Non vedevo più da quest'occhio qui tutta la parte sinistra, non vedevo più intorno, vedevo solo al centro e di qua. Quindi sono rimasta un pochino scioccata da questa cosa. Ma così, un attimo, cioè in un attimo mi è venuta sta cosa qui e mi è durata un po'. Penso sia la pressione dell'occhio. Io ho già una lieve degenerazione della retina e quindi ho il terrore che succeda qualcosa, che rimango cieca. Niente, mi è successa sta cosa e sono abbastanza sconvolta. Devo ancora fare il letto. Sto cercando di far tutto per non avere sbalzi di pressione. Sto cercando di fare tutto un pochino con calma. Mi dispiace che mi vediate così, ma questa è la vita. Gli imprevisti della vita quotidiana sono anche questi. Vado. Ciao, vi aggiorno dopo. Ho misurato la pressione, è tutto a posto. E adesso, la giornata è diventata nuvolosa al massimo. Brutta, vabbè. Piuttosto che pioggia o neve, meglio così. E adesso io non so che cosa farò. Visto che sto meglio, penso di fare il video dell'estrazione del giveaway. Merenda. No, merenda, colazione più che merenda. C'è anche Antonietta. Mi ero dimenticata di darvi il buongiorno. Buongiorno, oggi è martedì. Sono a fare colazione qui dai miei. Sono arrivata a casa. Ho un uovo di Pasqua. E mia nonna ogni anno regala l'ovetto di Pasqua. Penso di tenerlo qui sul mobile. Sì, amori miei. E adesso faccio il letto. Qui ho una roba che non guarisce più praticamente. Non è l'herpes, però è una cosa simile. No, è tipo un taglio, solo che non mi guarisce più. Comunque la neve si è sciolta abbastanza. Guardate qui il nostro pezzettino di prato, che io vorrei tenere un po' meglio quest'anno, però vediamo, insomma, perché è pieno di formiche su questo prato qua. Tutto il prato qui è tutto pieno di formicai. Soprattutto qui tra questi due alberi qui. È una cosa impressionante, però vediamo se riusciamo a tenerlo meglio. Qui se vedete verde
è perché c'è un po' d'erba e tutto il resto è muschio, perché c'è un'umidità pazzesca in questo posto, quindi sì, vabbè, avete visto la muffa in casa. Ecco qua, tutti e tre i gatti sulla finestra. Belli. Niente, quindi sì, c'è ancora neve, ma diciamo che abbastanza si è sciolta. Eccomi qua, letto da rifare, non c'ho voglia di fare il letto. E poi ho anche da piegarmi con la roba stesa e dare da mangiare ai gatti. Ecco, perché sono andata su stamattina alle 8:30, sono andata da mia mamma a far colazione con lei. Sì, sono le 11:10. Ecco, ho detto, oh no, ho pulito anche un po' fuori la terrazza prima di entrare in casa. Adesso faccio i miei mestieri di casa, apro un po' e faccio passare aria perché c'è una bella giornata, non posso tenere tutto chiuso, cioè non è da me. E niente, ci vediamo, ci sentiamo dopo. Ma guarda che occhiaie che ho, mamma mia. Così è. Buongiorno, c'è una novità. Sono sparite alcune scatole. Sì, perché la garanzia era finita delle varie robe e quindi ho buttato le scatole. Poi ho fatto un'altra cosa ieri. Questo l'ho fatto ieri sera. Ieri pomeriggio ho fatto un'altra cosina, e cioè la sorella di questa scatola. E l'ho messa qua perché avevo un'altra scatola della pappa dei gatti finita e quindi ho fatto così, giusto per avere due cose uguali. E niente, basta, non ho fatto altro di cambiamento. E niente, ieri mi è arrivata anche la Degusta Box mentre ero fuori con il gatto. E niente, dai, è bellissima. Questa Degusta Box di marzo è bella. Mi è piaciuta tanto, però sì, ho già usato qualcosa di questa box e devo ancora fare il video, però ho già preso qualcosa da assaggiare. Ecco qua, ieri mi sono arrivate le lenti, queste qua a clip, e questo è l'effetto di quella grandangolo, che però fa anche effetto fisheye, ovviamente, perché non è come cambiare l'obiettivo, come le macchine fotografiche, è una cosa diversa. Però è bello l'effetto, dai, non è brutto, cosa dite? Questi capelli, li ho sciolti visto che stanno anche sciolti. E poi c'è l'altra lente che è qui c'ha il... sì, se mi metto non in controluce c'è il tappino e si toglie e la lente è questa qui. Vabbè, allora la qualità è molto buona, mi piacciono rispetto a quelle che avevo comprato tempo fa, che vi avevo fatto vedere in un video haul dai siti cinesi. Queste qua invece le ho prese da Wish, ho pagato pochissimo, no? E adesso io ho il dubbio, o 1 o 3 euro o 2 euro, beh non mi ricordo, spedizione 1 euro, quindi ho pagato poco e come effetto mi piace molto. E dai, non è male. E la fisheye invece è fatta così, sì, non è questo granché di visione, però guardate che bello, cioè si vede tutto, è una fisheye che fa grandangolo alla fine. È bella sta cosa. Bello. Va bene, niente, questa è una novità che è arrivata ieri, insomma, volevo farvela vedere subito. E sono qui a casa. Sapete cosa ho fatto? Ieri che ho sistemato sopra l'armadio c'era un casco da bicicletta, quello di mio moroso, quindi l'ho appeso qui. Ci ho messo un chiodo e l'ho appeso qui, così non dà fastidio di là. E ho appeso anche questo prima, così di pepe, che così ho tutto in ordine. E ho messo anche gli attrezzi tipo i cacciaviti, quelle cose là che sono tutte in una scatola, e il martello quello grande li ho messi qua dalla lavatrice, dal il coso dei detersivi, visto che uso solo il ripiano sopra per i detersivi, sotto l'ho destinato insomma a queste cose di casa. Pepe, andiamo? E sono arrivata giù con 2 borse perché ho sistemato i mobili in camera mia, ho buttato robe. Ho buttato diverse cose che non mi servivano, vecchie. Adesso niente. Penso al pranzo perché è mezzogiorno. Io guardo sempre l'orologio, ma devo ancora cambiare la batteria. Si vede che non sto in questa stanza. Sì, è mezzogiorno, ho preparato la tavola e faccio la pasta oggi. Pasta, e il sugo ce l'ho già pronto con la carne. Qua. Me l'ha data mia mamma ieri e quindi boh. Va bene.
vado a fare ancora le mie cosine, anzi svuoto quelle borse e le sistemo. Tra le cose che ho portato giù a casa c'è un CD che avevo messo tra quelli da buttare, poi c'è questo qui che avevo dipinto io con le tempere addirittura, è un mini quadretto, una mini tela. Poi vi faccio subito vedere, poi butto queste cose e le ho prese giusto per farvi vedere. Ho trovato dentro un foglio di giornale delle prove che dovevo impaginare per scuola e invece non le ho più impaginate. Una è questa e praticamente vi svelo il segreto, è così, cioè semplicemente delle stoffe colorate dietro, e un'altra prova era questa qui, però non so con cosa avevo colorato di questo color viola, blu viola, non so che cosa, forse colori per stoffa penso. E questa deve essere tipo un'alcantara o un velluto, perché prima T, quindi ero in classe prima superiore. Va bene, adesso visto che vi ho fatto vedere queste cose posso buttarle. Ah, e vi faccio vedere, c'era anche lo stencil. Eh sì, queste erano le prime cose che si facevano praticamente. Disegnare, cioè ritagliarsi lo stencil, cioè stavi più a ritagliare lo stencil che a fare le prove su stoffa alla fine. Ho trovato anche una canottiera e questa adesso la butto, ve la faccio subito vedere. Questa era del Cioè, mi pare, o di Cioè o di Ragazza Moderna, penso Cioè, perché io avevo la collezione completa dei Cioè. Ogni volta, ogni settimana che usciva un Cioè io ce l'avevo. E lo prendevo più che altro per quello che c'era dentro, perché mettevano diverse cose carine. E questa qui l'ho strausata da adolescente, questa era la mia canottiera, una delle preferite, diciamo, di quando ero adolescente, adesso mi è piccolissima. Potrei provarla però, potrei provarla, però è piccola, no, è piccola. E poi ho trovato le schede telefoniche. Vabbè, queste sono quelle più viste, poi ce ne sono anche di un po' più rare, ma non dico rarissime, ecco. Poi ho trovato questo peluche qua, che adesso lo do ai gatti. E... ah sì, poi ho trovato i libretti di scuola. E poi ho ritrovato anche questo orologio, Flick Flock si chiamano, vero? Questi orologi qua. Ecco, questo era quello che avevo da piccola. Che bello. Ma basta cambiare la batteria, dovrebbe andare ancora. Sì, ovviamente è piccolo, però questo era il mio orologino. Buongiorno, faccia sconvolta del giovedì. Che bello. No. Dunque, c'è il sole, c'è tanto vento. Io faccio inglese e ho un gatto che si crede un tappeto. Ecco. E Pippo è là dietro nascosto. Pepe. Pepe. Eccomi qua, è già pomeriggio e sono forse quasi le 4, non ho idea di che ora sia in realtà, perché mi perdo molto via e quindi non so che ora sia. Ho finito di prendere sole e adesso mi faccio una bella doccia e niente, di là ho il fuoco che va ovviamente, però insomma si sta bene al sole, è caldo, scotta, invece il vento è freddo, è marzo, cioè non posso pretendere che sia come a giugno. Oddio, anche a giugno c'è freddo di solito, quindi... oh, la montagna è così. Comunque, niente, ho preso sole e dopo mi faccio la merendina, quindi ci rivediamo dopo. Eccomi qui. Allora, sì, non so perché sto riaprendo il frigo e il freezer, non lo so. Ho tirato fuori le crepe di ieri, sono di ieri pomeriggio, e quindi le devo mangiare. Le devo mangiare, che gran dispiacere. E ci metto insieme la nocciolata, questa qui senza latte. E le crepe anche sono vegane, sì, perché voglio evitare le uova, sapete che mi danno problemi e quindi faccio sempre le crepe vegane, però questa volta ho utilizzato la farina di riso e la farina di riso le ha rese più, non so come dire, un po' più asciutte, più secche come, non lo so, sono una consistenza un po' diversa dalle solite.
però avevo la farina di riso aperta, non sono andata ad aprire un'altra farina, insomma, uso quello che ho di aperto. Ho fatto la doccia, sono contenta, sto bene. Adesso vado a vedere se è arrivata posta. Il piccolino dorme qui. Oggi pomeriggio ho dormito qua sul letto, bello 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 comodo, da solo oltretutto, poretto, ma si vede che lui sta bene. Cosa dici? Cosa? Mi sta annusando perché ho fatto la doccia. Chi è quello là dentro? Ti vedi, vero? Pipuz. Oh, amore. Venite con me a vedere se c'è qualcosa qua fuori dalla porta. Non credo che ci sia qualcosa. No, infatti non c'è niente. No. Quindi non è passato nessuno oggi. Va bene, domani vado a spedire il pacchetto della vincitrice del giveaway. Domani che è venerdì, sì. Ce l'ho pronto lì, l'ho preparato ieri sera. E niente, qua sto ancora facendo fuoco e sono lo vedete anche voi? 5? No, le 4 meno quarto alle 5, le 4 meno un quarto, meno un quarto alle 5. Vabbè, tra un po' il sole se ne va, tramonta e Panna si gode l'ultimo sole sul divano. Buongiorno, oggi è venerdì. È venerdì e è nuvoloso. Oggi è veramente nuvolosa la giornata. Dov'è il piccolo? Mi sono persa un gatto. Ah, eccolo là. Questo qua sparisce, non lo vedo. Perché è piccolo? Vabbè, è piccolo, insomma, non è tanto piccolo, però sparisce e non si vede più, si nasconde, insomma. Allora, sì, sono sempre in bagno, perché in bagno c'è una grande luce. E quindi mi metto qua. Vado in posta, adesso mi cambio, vado in posta a spedire il pacchettino del giveaway, come vi ho detto ieri, e basta, ho fatto tutto in casa. Questo coso qua guarirà prima o poi, è un taglio alla fine, e solo che continua ad aprirsi essendo qua, e quindi non guarisce più, cioè ci sta una vita e mezza. E allora ieri sera, prima di andare a letto, ho messo la Gentalin e ha fatto la crosta. Spero che adesso questa crosta non si stacchi, perché veramente se no c'è Panna nella vasca. E Panna? Panna? Ecco, questi sono i gatti. Vanno dove non devono. No, ma a Panna è sempre piaciuto andare nella vasca. Ok, allora, vedo l'ora che sia domenica per aprire sto uovo di Pasqua. Il pacchettino è pronto, la patente, cos'è che mi serve? La testa, dettagli, quella anche se non c'è, non cambia molto ultimamente. Ok, mi preparo. Poi l'altro ieri non vi ho mica fatto vedere tutto, ho portato giù anche altre due cose, sempre quel giorno, sempre l'altro ieri. Però non ve l'ho fatte vedere, quindi adesso giro l'inquadratura. Ho portato questo portacandele di Ibiza. L'avevo comprato ad Ibiza proprio nel 2006, che avevo 16 anni, sono andata a Ibiza e ero andata a Ibiza. E niente, quindi mi sono portata giù questo portacandele, l'ho usato tantissimo, devo dire. E poi ho portato giù anche questa stella. Io non so se voi anche ce l'avete, io non lo so. Però questa stella qui mi accompagna praticamente da una vita e mezza, cioè da quando, non so, da quando ero piccolina, quindi l'ho sempre avuta questa stella qua, quindi è un ricordo di quando ero piccola. Ho deciso che oggi mi metto i pandistelle. Rieccomi, è mezzogiorno e 5. Allora, fuoco fatto, ho cambiato la tela al divano, finalmente ho pulito la muffa che c'era lì nell'angolo. Ho pulito il tiragraffi con... Se non sapete come pulire i tiragraffi, perché con l'aspirapolvere non vengono bene puliti, perché il pelo non viene completamente via. Quindi prendete un panno umido, uno straccio umido, ben strizzato mi raccomando, e lo passate sopra, viene via il pelo che è una meraviglia. E anche i tappeti si possono pulire così volendo, con un po' di detersivo eccetera. E infatti io in genere faccio così con i tappeti. E niente, quindi ho pulito
il tiragraffi e ho messo questa tela sul divano, giusto per cambiarla perché insomma era da dicembre, vero? Sì, che era da dicembre che ce l'avevo su, quindi era decisamente ora di cambiarla. E niente, qua dietro ho la pasta che sta cuocendo e adesso vado a portare fuori la carta perché ho sistemato anche un attimo di là nella dispensa, nel ripostiglio, come si vuole chiamare, insomma. Ho dato una sistemata anche di là e ho fatto un po' di immondizia. Ce li ho qua in bagno, non so perché le ho appoggiate in bagno addirittura. Allora, ho cambiato tovaglia, questa qui la lavo perché anche questa è da tanto che è fuori. E vado a buttare la carta. Sono quasi le 2. Ho fatto tutti i mestieri, tutto pulito, perfetto. E ho fatto inglese anche prima, dopo pranzo, subito dopo pranzo praticamente. Sono riuscita a fare bene o male tutti gli esercizi, Pro 1 non so mica se è giusto uno, sono proprio in dubbio, però penso sia giusto così. E niente, adesso mi metto a lavorare un pochino al computer perché devo fare delle cosine per i video e basta, mi sa che starò fino all'ora di andare a inglese qui a computer perché fuori sì c'è un pochino di sole adesso ma non è assolutamente come ieri la giornata, quindi non è fattibile prendere il sole oggi. Mi prenderei tipo la bronchite. Sì, sono in bagno di nuovo. No, devo pulire la vasca allo scarico perché avendo pulito il tiragraffi, tutto il pelo ce l'ho qui nella vasca. Adesso devo tirarlo via e lo straccio l'avevo già risciacquato, devo solo tirare via tutto il pelo perché sennò va nello scarico e si intasa tutto e quindi vogliamo evitare questa situazione. Voglio evitare questa situazione. Per il resto nient'altro, vi ho già detto quello che faccio, quindi questo sarà il mio venerdì pomeriggio. Inglese è la penultima lezione oggi. Ecco, adesso dovrei mettere anche in ordine questa biancheria qui, che è quella che ho piegato ieri mattina. No, non mi ricordo, lasciamo perdere. Comunque sì, no, ieri pomeriggio, perché quella era la lavatrice di ieri, ok. Quindi ieri pomeriggio. Poi volevo darvi una notizia, andrò al mare quest'anno per 8 notti, ecco 8 notti, vi dico già di preciso 8 notti, quindi da sabato alla domenica e insomma spero di trovare bel tempo, spero sempre di trovare bel tempo insomma, non vi dico il periodo, cioè è a giugno ma non vi dico i giorni. Comunque andrò al mare, ho deciso di prendere un appartamento perché alla fine conviene rispetto all'hotel. Jesolo è una località molto costosa da questo punto di vista turistico, è veramente costosa come cittadina e quindi è molto difficile trovare anche cose abbordabili, low cost, diciamo. E ho trovato un appartamento e costa un terzo dell'hotel. E quindi ho detto prendo l'appartamento, sinceramente l'hotel costa troppo, gli hotel veramente hanno dei prezzi assurdi che poi è solo la colazione, non è che hai tutto incluso e quindi per quel costo là io vado in appartamento, mi faccio la spesa che voglio, mangio quello che voglio, non spendo soldi nei ristoranti, che alla fine se pensate 2 persone al ristorante, pranzo e cena, alla fine 60 euro vanno via e quindi calcolando questo ho detto prendo l'appartamento che faccio prima. Alla fine sì, perché poi io non è che sono una che mangia tanto, soprattutto d'estate, poi io faccio molto una vita da... Se vado al mare io sto in spiaggia tutto il giorno e quindi non sono una che fa shopping, non sono una che va in giro la sera nei locali e quindi ho detto prendo l'appartamento che alla fine mi conviene e risparmio molto, molto, molto. Verrà anche mio moroso, ma non so ancora se farà solo i 2 weekend o se farà tutto il periodo. Quindi io intanto ho prenotato perché sono già quasi tutti presi gli appartamenti e quindi io intanto ho prenotato. Poi ha tutto compreso questo appartamento, tutto compreso, biancheria, pulizie finali, c'è la cassaforte, frigo, freezer, lavatrice, posto spiaggia, posto auto, poi mi pare che c'è anche il giardino, non sono sicura, comunque è tutto compreso, quindi bene così, non vi dico il prezzo, ma conviene, veramente conveniente.
Ci vediamo nel prossimo weekly e ci vediamo anche in tutti gli altri video che escono mano a mano durante le varie settimane. Ciao!